Vangelo secondo Matteo, capitolo 15. La tradizione e il comandamento di Dio. In aquel tempo si presentarono innanzi a Gesù certi farisei e certi mastri a legge le ricettano. Maestro, perché tutti i discepoli tuoi non mettono in pratica tutta la usanza che tutti i padri nostri stanno sempre alla verità e mise in pratica? Perché non si lavano le mani prima di si mettere a mangiare? Gesù ricetta loro. E perché voi non mettete in pratica il comandamento di Dio per gli appresso a tutte che la usanza vostra? Dio ha detto, a loro o padre e a mamma. E ha detto pure, chi estemme o maledice o padre e a mamma sarà acceso. Voi invece facete imparare all'altra tutta di cose, perché voi dicete invece, se uno dice un faccio o padre suo, un faccio a mamma sua, e non avverte che io faccio innanzi a Dio tutto quello che io avesse a fare per voi. E dicendo così, facete intendere che chi non tiene nessuna obbligazione per aiutare o padre suo e a mamma sua. A così, in mezzo a questa usanza e questa tradizione, voi avete fatto scassare la parola di Dio. Quando siete favezi, come ha profetizzato buono in quello a voi il profeta Isaia, quando ricetta, chi sto popolo malaveresce solo con la bocca, ma il cuore suo è assai arrasato a me. Loro, facendo passare come dottrina di Dio, che le dottrine che sono comando l'uomo, fanno io ovviamente tutto l'amore che avranno a Dio. E cose che rendono un pure l'uomo. Poi Gesù chiamò vicino a esse tutta quella folle gente e ricetta a loro. Sentitemi buono e cercatemi capire. Non c'è sta nessuna cosa che trasenda fuori a rindo corpo e nome potesse far diventare zuzzusa a chiste. Perché so, invece, cose che escono a rinda esse che le poi fanno diventare zuzzusa. Stessa tanto i discepoli suoi si accostarono a esse e le ricettano. Maestro, non te ne sia addonato che i farisei, quando hanno sentito tutte queste parole tue, hanno cominciato a fare parecchi scrupoli. E Gesù rispondendo a loro ricetta. Ogni albero che non è stato chiantato rubate mio, che sta in cielo, sarà sradicata in pressa. Lasciatela parlare e non era d'audienza. Loro tennero a capo solo per spartere le orecchie, perché loro sono come a tanti cecati che vanno portare per mano a una cecata. E quando una cecata può accompagnare una cecata, prima o dopo faranno tutti e due in lo stesso fosse. Pietro, che manchi aveva capito niente di tutto quello che Gesù aveva detto, la ricetta. Maestro, spiegaci pure a noi quella parola. Gesù rispondendo a questa ricetta. Ma come? Pure voi siete senza cervello? Non ci vuole tanto a capire che tutta quella che traspa dinta la bocca enorme, va dinta la trippa e la va a finire in do cesso. Tutta quella mece che esce dinta la bocca, che essa è quella che può fare in chiave canoma, perché tutte queste cose escono dinta il cuore suo. A dinta essa, a dinta il cuore suo, gli escono fuori pensieri, fame, ingornatura, fra un marito e una moglie, e mariolizie, e peccati, e pensieri e bugie, insurda, imbruglie, zuzzaria, ammiria, a malalengua e gli astemma. So queste tutte quelle cose che fanno diventare zuzzuso nome. Magna invece, senza che uno prima si è lavato in mano, non potrà far diventare zuzzuso nome. A femmina cananea. Gesù partì da là e siete che i discepoli suoi erano da terra e tira e Sidona. Vroma arrivai là, una femmina cananea, che veniva in quella regione, si mettette a lucca forte e diceva, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Tengo una figlia che sta malapatendo, ha tanto tempo e tormentata in uriapola. Ma Gesù, tremendo che lo supplicava, non le ricetta manca una parola. Tutti i discepoli suoi si accostarono a Gesù e le ricettano. Maestro, perché non la contenta e la manda in pace? Non la sente come ci sta luccando appresso? E Gesù ricetta a loro. Io sono stato mandato a casa solo per unire tutte le pecore sperse che appartengono a casa di Israele. Ma quella femmina si accostò innanzi a essa e si buttò con la faccia in terra, innanzi ai piedi suoi e le riceve. Signore, aiutami. Non è una cosa buona, le ricetta Gesù, che leva il pane innanzi ai figli, può buttare innanzi ai cacciuttielli. Sì, è vero, Signore, rispondette quella povera femmina, ma pure i cacciuttielli sotto la tavola se mandano i mullichelli e i pane, che cadono in terra, ancora a tavola. O padrone loro. Gesù rimanette incantato per quella risposta e ricette subito a quella femmina.
a fede tua è veramente rossa, e proprio per questo ti voglio accontentare, ti voglio fare tutto quello che tu mi hai domandato. E in quel momento la figlia sua stette buono veramente. La seconda applicazione dei pani. Quando partette là, Gesù se ne vicino là che era Galilea, e là se ne saiette in coppa a una montagna, e là si assettai per terra. Sarebbe proprio d'anno, assettato in terra, quando s'accucchiai intorno a essa una folla di gente assai rossa, portando insieme con loro zuppe, struppiate, sciagate, sciangate e animalate che tenevano in cuore ogni sorta di malattia. E pusaino in terra, innanzi ai piedi suoi, e essa facette sta buona, a tutto quanto. Tutta quella gente, vedendo che i muti parlavano, che i struppiati erano addrezzati, i zuppi camminavano, e i cecati ci parevano buone, rimanette chi ne maraviglia, e tutti insieme si mettettero a regnare a roglio di Israele. Gesù, stesse danno, chiamai a vicino a esse i discepoli suoi ricette. Sente pietà di tutta questa gente, che a giornata di oggi so già 3 giorni che vengono a priessa a me, e non danno niente per mangiare. Io non tengo coraggio di rimanere a casa riuna, perché sono sicuro che parecchie loro si scunucchiaranno va via. E i discepoli suoi rispondettero dicendo: ma come facciamo a trovare tanto pane per tutta questa gente? Proprio qua, rinda stupizza così sull'agna. E Gesù dicette a loro: voi quanti piezze di pane tenete? 7 piezze di pane e poche piscitielle, rispondettero loro. Gesù facette assettare in terra tutta quella gente, poi pigliai chi le 7 piezze di pane e chi li pisce, a ringraziare Dio e spezzai e consegnai rinde in mano e tutti i discepoli suoi perché portassero innanzi a tutta quella gente. Chi lo giorno, tutta quella gente mangiai e si sbufarai e con tutta quella pane che era superchiata ne regnettene 7 sporte. Tutte quelle che avevano mangiato erano quasi 4.000 uomini, senza contare femmine e creature. Roppa tutta sta gente si era saziata, Gesù e mandai a casa a loro. Poi, con tutti i discepoli suoi, se ne scendette vicino al mare, s'aiettano tutti insieme in coppa a una barca e se ne jettano rinda a terra e Magadan.